Un saluto e un ringraziamento alle Tose di Zaia, ma veramente di cuore, anche perché siete partite in sordina, in poche ore, in pochi giorni avete raggiunto i massimi livelli di presenza, di iscrizioni, di sostegno, e io vi ringrazio non solo perché avete deciso di sostenere l'azione della nostra amministrazione, di sostenere il sottoscritto, ma anche perché avete saputo trasformare un evento social così importante in un grande evento di volontariato. Quindi veramente grazie di cuore alle Tose di Zaia, grazie per tutte le iniziative che state facendo a tutela delle donne che subiscono maltrattamenti, a tutela del mondo della sanità. Non posso non ricordare le tante donazioni che sono state fatte, e quindi è un'opera lodevole che state facendo a favore della comunità. A volte si dice che dai social non nasce nulla di buono, qui nasce veramente qualcosa di buono. E poi anche il vostro volontariato, perché mettersi lì a organizzare, io so come siete partite, la necessità di rispondere, di accettare nelle iscrizioni un po' tutte. Prova ne sia che ho tentato di iscrivermi, non mi avete iscritto, mi avete peccato, e siccome sono solo tose e donne, io resto fuori. Però guardo da fuori e guardo con orgoglio, insomma, queste venete, queste cittadine che si sono mosse veramente alla grande. Grazie ovviamente a tutte per il grande lavoro che fate, e continuate così. E poi io ho coniato uno slogan: voi siete come la Panda, la ricordate la Panda, la macchina? Lo spot diceva: se non fosse bisognerebbe inventarla, e così sono le Tose di Zaia, se non ci fossero bisognerebbe inventarle.